stasera è un momento molto particolare. Io sono molto emozionata perché mi tocca presentare le opere di una persona di un grandissimo spessore umano, culturale, religioso, che è padre Ernesto Della Corte, un compito un po' grave, gravoso, e quindi sono un po' emozionata. Dunque, stasera abbiamo iniziato con un canto a cura di Angela Clemente e di Vittorio Scarpa, che hanno dato la loro collaborazione appunto per 2 intermezzi musicali per la serata di stasera. Come dicevo prima, ci accingiamo a presentare le ultime opere di padre Ernesto Della Corte e lo facciamo come comunità, come città di Eboli. In realtà padre Ernesto è un figlio, possiamo dire un figlio illustre, ha scritto tantissimo e ha dedicato la sua vita soprattutto alla visitazione delle scritture. Tant'è vero che il canto di apertura, Adoro te, è la sigla televisiva che accompagna le Lectio Magistralis di padre Ernesto nei vari canali YouTube, Facebook, nelle varie emittenti televisive anche, dove lui appunto fa il commentario delle scritture. Stasera siamo in una cornice molto particolare, che è quella del santuario dei Santi Cosma e Damiano, e questo non è un caso. Le persone della mia generazione e della generazione immediatamente prima della mia sanno che il santuario è un luogo molto caro agli ebolitani, perché è stato costruito, mia madre mi raccontava, ognuno portava una pietra. Quindi forse la Chiesa, senza nulla togliere agli altri luoghi di culto della nostra città, però forse la Chiesa di Eboli, la Chiesa costruita veramente pietra su pietra. E quindi anche la location, si dice così in gergo, anche il luogo dove noi abbiamo deciso di fare questo incontro ha un significato particolare, è proprio il luogo in cui la comunità ebolitana ha, diciamo, in qualche modo espresso, proprio materialmente, la propria fede. Quindi ringraziamo soprattutto la comunità che ci ospita, Padre Carmelo e i frati. E questa iniziativa è nell'ambito delle iniziative culturali della città di Eboli. Noi abbiamo un'amministrazione appena insediata, un neosindaco che è l'avvocato Mario Conte, che è con noi stasera, che sicuramente, già da quello che insomma è stato detto e nei primi passi di questa amministrazione, sicuramente vorrà mantenere e anzi rafforzare l'identità culturale della nostra città, perché Eboli è anche e soprattutto città di cultura. Quindi noi siamo veramente felici che le politiche culturali abbiano una spinta, un sostegno da parte dell'amministrazione. Salutiamo e diamo il nostro, benvenuto e il nostro sostegno. C'è anche la consigliera Lucilla Polito, se ci sta il nostro vice sindaco Vincenzo Consalvo, che è suo compagno, e mi scuso se non riconosco altre persone, ma insomma noi salutiamo tutti coloro che sono qua. E proprio perché questa iniziativa rientra, come dicevo, nelle politiche e nelle iniziative del Comune di Eboli nell'ambito delle politiche culturali, prima di iniziare la nostra discussione e dare la parola a Padre Ernesto, prego il sindaco, l'avvocato Mario Conte, per dare il suo indirizzo di saluto. Grazie. Grazie Maria Luisa per le belle parole, anche rivolte all'amministrazione, alla neo-amministrazione che si è insediata da qualche giorno. Credo che io non debba aggiungere altro a quello che tu già hai detto, quindi saluto tutti i presenti, ringrazio Padre Carmelo per l'accoglienza e ritengo che non dobbiamo aggiungere altro alle tue parole perché siamo qui solo per ascoltare, quindi penso che non dobbiamo fare altro rispetto ad una personalità così alta e così importante dal punto di vista della cultura, ma anche ovviamente anche dalla sua posizione religiosa. Quindi mi pare evidente che l'amministrazione deve cogliere sempre questi momenti, ce ne saranno anche altri, come dicevi tu abbiamo una grandissima tradizione culturale di grandissimi personaggi che sono nati ad Eboli, che hanno fatto grande questa città nel mondo addirittura. Come tu sai abbiamo iniziato un percorso anche con l'Istituto Orientale di Napoli, dove tu sei stata protagonista di questo nuovo rapporto con questa grande università. Saremo qui, speriamo di portare a
termine quel progetto, anche grazie all'impegno, al lavoro del nostro vice sindaco, di tutta l'amministrazione, dei consiglieri comunali che condividono ovviamente questo percorso insieme a noi, cioè quello di fare in modo che questa città possa elevarsi sempre di più dal punto di vista culturale e soprattutto della diffusione delle nostre grandissime potenzialità e grandissime eccellenze. Abbiamo tantissime boritane illustri che ovviamente sono sparsi in tutta Italia e credo addirittura in tutto il mondo. Noi dobbiamo fare in modo che queste personalità, queste eccellenze possano essere ancora più forti, più importanti, possano dare modo lustro a questa città, perché questa città ne ha bisogno. Ci sono stati anche questi momenti particolari della pandemia dove tutto si è fermato, speriamo che da qui, anche da questa sera, anche da questa iniziativa si possa ripartire insieme, ovviamente in presenza, e fare in modo che si possa uscire da questa triste situazione che si è procurato la pandemia. Chiedo scusa per il ritardo, ma noi siamo credo al quinto, sesto evento oggi della giornata, ma credo che poi cedo subito immediatamente la parola a Maria Luisa Albà per proseguire la vostra iniziativa, e quindi noi possiamo dire a tutti quanti, agli aboritani, da qui partiamo con un nuovo slancio per la cultura, per la diffusione di questa cultura e soprattutto per valorizzare personalità. Non ce n'è bisogno di farlo da noi, perché Padre Ernesto è già famoso e importante, ma noi vogliamo condividere insieme a lui la sua cultura, il suo spessore, la sua rilevanza a livello addirittura credo non solo locale ma nazionale, per quanto riguarda per quello che ha scritto e per quello che farà ancora sicuramente. Grazie. Grazie Sindaco, grazie. È importante appunto che la città di Eboli stasera ti celebri, ti riconosca questa grandissima opera che tu stai facendo da tanti anni. E io presento molto velocemente Padre Ernesto perché penso che lo conosciamo tutti, ma qualche cenno sulla sua biografia, è doveroso farlo, lo facciamo. Dunque, ha frequentato il liceo classico. Io me lo ricordo ai tempi del liceo classico, era un comunistaccio, il ragazzo con l'Eschimo, perché noi era un comunistaccio e alla nostra epoca eravamo molto politicizzati, c'erano i fascisti e i comunisti. Io stavo dalla parte dei comunisti e quindi per me lui era il mio idolo, lui Gerardo Rosania, insomma le persone che sono della mia generazione lo sanno. Dico questo per dire che era una persona atea, non aveva nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto. Un episodio nella sua vita lo porta a cambiare direzione. Metanoia, penso si dica, vero? La conversione in greco si dice metanoia, vuol dire cambiare direzione. Padre Ernesto cambia completamente la direzione della sua esistenza. E io ho assistito a questa trasformazione perché io ero amica, mi si scusi questa nota molto personale, ero amica della sorella della sua fidanzata. Quindi io so che lui con grande dolore ha lasciato la sua vita da laico. Quindi la mano di Dio effettivamente ha operato un miracolo enorme. Da quel momento Padre Ernesto finisce i suoi studi in fisica, diventa presbitero, prende i voti, studia teologia, diventa dottore di ricerca, attualmente è ordinario presso l'Università di Scienze Religiose della Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale. Pubblica tantissimo, penso che abbia scritto, l'altro giorno facevamo il conto con Rosa Di Perna, che è una sua grandissima ammiratrice e sostenitrice, noi la ringraziamo perché ha fatto tanto anche lei per organizzare la serata di stasera. Abbiamo contato più di 4.000 pagine, non diciamo il numero preciso per non essere proprio, però ha scritto tantissimo e quello che ha scritto è stato soprattutto un itinerario nelle Sacre Scritture. Noi abbiamo detto un itinerario semantico, perché Ernesto conosce il greco, conosce l'aramaico, conosce l'ebraico. Quindi non ha fatto altro che rivisitare tutte le Sacre Scritture, cercando di trovare i significati originari delle parole. A volte ha trovato anche delle inesattezze nelle traduzioni che noi conosciamo. Io ho avuto il piacere di avere sempre i suoi commentari e vi devo dire che queste cose mi hanno veramente cambiato la vita, perché noi cerchiamo tutti una direzione. L'itinerario semantico che parte dalle Sacre Scritture, come Padre Ernesto ci insegna, è un itinerario esistenziale, cioè noi leggiamo le pagine del Vangelo per trovare una direzione. E anche qui lui dice
dice una cosa molto bella utilizzando la parola telos, che è un'altra parola greca, che ha una doppia accezione. Telos in greco vuol dire fine, scopo, però vuol dire anche la fine. Quindi noi dobbiamo decidere che direzione dare alla nostra esistenza, se vederne la finitezza o se vederne uno scopo che naturalmente ci dà una direzione. Lui ha fatto questo, cioè nel silenzio, nella preghiera, ma anche in una vita molto frenetica per quanto riguarda incontri, pubblicazioni, conferenze, ha cercato di dare il suo servizio perché noi avessimo una direzione proprio nelle Sacre Scritture, nelle pagine del Vangelo, che diventano pagine vive, pagine di vita. E le parole umane che Dio ha usato nella rivelazione. E sempre parafrasando Padre Ernesto, il nostro cammino è quello di diventare umani, perché umani non si nasce, umani si diventa. E stasera in particolare presentiamo le ultime opere che lui ha appena pubblicato e sono dei commentari ai Vangeli che sono in 4 volumi più le antifone. 4 volumi di commentari ai Vangeli più un commentario agli antifone. La casa editrice è Edi e l'ultimissimo volume che è un itinerario biblico di preghiera, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, editrice Vaticana, dove si parte proprio dalla preghiera di Gesù e in particolare mi pare dal Vangelo di Luca, vero? Sì. 2 opere molto importanti che sono state presentate un po' dappertutto e noi stasera come comunità ebolitana, lo dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, abbiamo il piacere di ospitarlo come nostro figlio illustre. Quindi io mi taccio, do la parola a Padre Ernesto e naturalmente sono ben felice di ascoltare quello che lui ci dirà. Mi tocca dire un grande grazie, ma non per formalità. Quell'Eucaristein, quel rendere grazie, ti porta a coscienza che tante persone nella mia vita si sono, come dire, rivelate utili. Io sono il frutto di una rete di relazione che va dai miei compagni delle elementari a quelle dell'università. C'è qui la mia vecchia professoressa, vecchia non nel senso biblico, quindi Maria Brescia, che è stata la mia prima insegnante alle scuole medie. E ci sono amici e amiche, amici di scuola. Con il fratello di Mario abbiamo fatto politica perché io sono una persona che ha in sé avuto la fortuna di coniugare ateismo e fede e che ancora oggi, come diceva il mio maestro, il cardinale Martini, ha dentro il proprio cuore anche un pizzico di ateismo o di agnosticismo, perché la verità la si insegue, non la si può mai possedere, chi possiede uccide. E quindi io mi rendo conto che poi sono anche molto legato a Eboli. Io ho girato 3 continenti nella mia vita, spesso nel Sud America e nell'Africa, amo molto lo spagnolo, amo molto quella cultura che è molto tipica come del nostro meridione e mi rendo conto di essere legato. Io amo la mia città e quando la vedo in degrado certamente ne soffro, perché poi Eboli ha avuto veramente grandi intelligenze. Ricordo ad esempio mio zio che è stato il primo fratello di mia madre, grande professore universitario, Vincenzo Faenza, che davvero grande esperto di agricoltura e di deserti che ha girato il mondo, era il mio idolo da piccolino quando io studiavo, perché lui mi ha insegnato, come mio zio Gino, il cardiologo, mi ha insegnato a leggere. Più leggevo, più mi regalavano libri. Oggi ho una casa che è solo di libri, esclusa la stanza da letto dove ho pochi libri, poi tutta la mia casa, cucina compresa, è pienissima di libri. Mia sorella ogni tanto mi dice perché non ne togli qualcuno, no? Come tutte le buone mamme, le sorelle, pensano che il libro non invecchia mai, il libro è il migliore mio amico. Devo ringraziare davvero tutte le persone che mi hanno curato. Io ringrazio Dio, ricordo nel 72 quando facemmo la mostra per Allende, quando Pinochet andò al potere, io ho fatto molta attività politica, ho sempre amato la politica, anzi io vorrei alla fine, proprio perché ci sono qui delle persone che rappresentano l'autorità politica, vorrei farvi capire come la fede cristiana, anche lo stesso Natale, faccio una sorta di anticipazione, è una sorta di celebrazione politica della vita bella, della vita buona, della vita beata. Ma devo ringraziare soprattutto quando io ho scritto ho sempre fatto delle dediche
l'ho fatta a mia mamma e mio papà in un volume di qualche anno fa, quando io dicevo mi hanno insegnato che ci vuole una vita per imparare ad essere nessuno. È un'altra delle mie frasi che perché la gente pensa di dover salire sugli altri, io credo invece che dobbiamo scendere, approfondire. Essere nessuno ci ricorda che se non sei in relazione con gli altri non sei nessuno. O devo molto agli zii della mia infanzia. Stasera porto la sciarpa di uno di questi miei zii, proprio per ricordarli, zio Ugo e zio Gino Faenza, che si sono sempre presi cura della mia vita, che mi hanno insegnato a lavorare mai sugli altri, ma su me stesso. Quindi lo studio per me è quell'ozium latino che mi fa lavorare su me stesso, migliorarmi. Io non posso cambiare gli altri. E poi questi 5 volumi che sono usciti, questo volume qui della Vaticana, che porta le immagini di una chiesa dove io ho predicato con l'amico vescovo Claudio Palumbo, è una bellissima chiesa medievale. In quel volume devo ringraziare tutta la diocesi che ha voluto contribuire alla pubblicazione. Voi sapete che la cultura è sempre povera di soldi e chi fa cultura non guadagna mai molto, e voi lo sapete bene, no? Però ci sono poi degli sponsor. C'è stato questo vescovo, la dottoressa Anna Giuliani, che dirige la Solgar di Padova, che è una grande industria farmaceutica internazionale. Devo agli amici che non potrei citare per nome perché poi non me lo permetterebbero. C'è tanta gente che ha contribuito, perché la stampa costa, poi farla in un certo modo costa moltissimo, però io ho trovato veramente tanta gente che mi ha aiutato. E questi volumi sono anche questi dedicati a delle persone. Certamente mio zio Enzo da piccolo mi ha insegnato sempre, ricordo qui all'Ermice mi portava a guardare i formicai e mi spiegava la vita delle formiche, delle api, mi spiegava di andare in fondo in ogni realtà della mia vita. E quindi io sono cresciuto un po' con questo studio da una parte, ma anche poi il pragmatismo dall'altra. E poi ricordo con affetto alcune persone con cui entrai in contrasto, pensate al vescovo Pollio, che fuoriuscì dalla Cina perché ritenuto persona pericolosa, che ha fatto il carcere duro. E beh, quell'uomo a cui avevo portato le mie proteste poi fu il vescovo che mi accolse, perché l'esperienza umana che ho fatto attraverso quella malattia mortale del tumore, che mi ha cambiato completamente la vita. Ancora oggi io dico sono profondamente laico, non mi piace essere ecclesiastico, essere chiamato don. Voi sapete che io non amo il don, che è spagnoleggiante. Qualche bambina mi chiamava addirittura mamma o padre, perché io credo che, lo dicevo nella messa stasera, io non sono un professore, io voglio essere un educatore. Il professore dà delle nozioni, ma l'educatore fa crescere, porta fuori il silenzio delle persone e poi non le riempie lui, ma porta e fa emergere i valori che sono nelle persone, quindi accompagna, corregge, aiuta, apre la strada. Anche quella è paternità e maternità. Devo molto anche al vescovo che ha creduto molto in me, Guerino Grimaldi, uomo dotto. Pensate che è stato il primo vescovo, forse l'unico, che ha fatto concertazione con i sindacati e con le maestranze a Nola, quando era vescovo lì, con la Fiat. Fece fare nel suo episcopio dialogo tra operai. Lui era molto sensibile al discorso degli operai, quindi figuratevi, io che venivo da quel mondo ho trovato in quest'uomo veramente un punto di riferimento, anche a livello culturale. E fu lui che mi mandò a studiare al Biblico, dove hanno insegnato grandi professori, il cardinale Martini, il mio professore della Potterie, Gilbert, grandissime intelligenze. E mi mandò lì e mi disse una sera in napoletano, mentre lo accompagnavo nella mia vecchia 127, mi disse: io ti mando a Roma a studiare, ma non perdere la fede, se no ti spezzo le gambe. Quello che ti direbbe tua mamma, perché quando io fui ordinato lui chiamò mia madre sull'altare di San Francesco e disse: è lei che dovete ringraziare, non Ernesto, perché le preghiere delle mamme a volte possono cambiare. In realtà io sono cambiato, ma non sono cambiato, perché io sono anche quello che ero prima. Mi porto dentro la mia formazione fisica, della matematica, filosofica. Non sono in questo senso un uomo di parte, non sono uno schierato in un alveo, sono un eclettico e sono una persona che cerca di essere critico. Ecco perché nella mia vita ho sempre cercato
E poi mi sono accorto, come dico in questo primo libro, Padre, domani consegno il mio spirito, che in realtà è la sapienza che cerca te. C'è troppa presunzione, i greci la chiamavano hubris, no? Questa tracotanza per cui pensiamo noi di possedere la scienza. No, no, la scienza ti viene incontro. Ha ragione Galimberti quando dice il genio è fine ai 30 anni, poi dopo comincia la razionalità, la sistemazione. Io nei miei studi mi sono accorto, prima con la fisica, che ancora amo e tuttora seguo per quello che posso, e spero che quando diventerò emerito, forse un emerito cretino, perché a 70 anni noi diventiamo emeriti come professori universitari, comincerò a studiare di nuovo forse quelle materie che ancora amo. Uno dei miei professori alle medie, lo cito, un altro è Bolitano, Landi, il professore Landi, è stato il primo fisico a Eboli, che portava una novità nell'insegnamento anche della matematica. Ecco, io mi sono accorto nei miei libri, perché io stasera non vi posso mica raccontare 3500 pagine che ho qua sopra, vi racconto qualcosa di quello che c'è dentro, no? Tanto per farvi invogliare e farvi leggere, perché leggere è qualcosa di importante. In greco leggere si dice anaginosko, conoscere applicandoti su qualcosa. E leggere, io dico sempre ai miei studenti, dopo le prime 3 ore io potrei farne 10 di ore, qualche volta spengo il telefono, mia sorella è costretta a chiamarmi con quello vocale perché mi abita di fronte, perché quando io studio mi rilasso, mi diverto, il piacere di entrare nelle cose. A volte per scrivere un testo, per una traduzione dal greco, dall'ebraico, ho impiegato un pomeriggio rincorrendo i vocabolari, i lessici, le etimologie. Poi ho sempre avuto un grande intuito. Il mio professore laureato a Oxford, che voglio citare, John Welch, di cui sono stato grande amico e assistente al Biblico di Roma, mi diceva che noi meridionali abbiamo il greco nel sangue, voi avete il greco nel sangue, voi siete persone che hanno avuto la cultura etrusca, quella latina, quella greca, quella araba, che tu conosci bene perché sei esperta. Noi siamo persone a cui non manca nulla, forse un po' di organizzazione, ma abbiamo una creatività immensa. Ecco, una delle cose belle che ho scoperto è che cercavo la sapienza, come dice il libro, della sapienza al capitolo 6, in realtà è la sapienza che mi ha cercato. E quel testo mi ha insegnato, c'è un bellissimo participio auristo lì, ortizzo, che la traduzione italiana traduce mi alzo all'alba, in realtà è colui che si alza molto presto, all'aurora. Noi che andiamo a correre, Enzo è uno dei corridori che sta lì nel nostro circuito, sappiamo che l'alba dura pochissimi minuti. Ecco, la sapienza tu la devi cogliere in quei pochissimi minuti, devi alzarti molto presto, nemmeno all'aurora, ma prima che arrivi l'aurora, quando c'è ancora bisogno forse di un barlume, perché la sapienza tra l'altro viene sempre nelle scritture, almeno nel mondo semitico ebraico, credo anche forse in quello arabo, perché sono semiti anche loro, viene presentato come una donna. Sono culture dove le donne vengono soggiogate, ma in realtà poi tutto viene rappresentato dalla donna. E d'altra parte la donna è madre e terra nelle scritture, no? E tutte e due, o è città addirittura, è polis addirittura la donna, no? Perché la donna ha un'intelligenza emotiva che, come ci dicono le neuroscienze, conta più del quoziente intellettivo. Una persona può avere un quoziente intellettivo all'Einstein, ma è solo il 20% della sua riuscita, l'80% è intelligenza emotiva, capacità di empatia, di lavorare su se stessi, di creare una rete di relazioni. Quanto mi piacerebbe che la politica fosse una intelligenza emotiva, mettendo in campo davvero quello che noi siamo. In realtà la sapienza è un po' così. Se la cerchi di buon mattino, per lei non durerà fatica, anzi se avrai vegliato sarai ricompensato, dice un testo di Sapienza, dalle tue fatiche. Perché è interessante la sapienza è un dono, la cultura è un dono, non è solo un esercizio. La sapienza in persona, dicono le scritture, che ti viene incontro, ma la devi desiderare, perché in principio, Bereshit, potremmo dire, c'è la relazione. Se ci pensate bene, ecco perché io ho ringraziato un po' qualcuno, ma tutti, senza fare nomi, perché noi siamo frutti di relazioni. Già da papà e mamma che hanno avuto una relazione ci hanno dato la vita. Ma pensate, io penso ancora alla mia maestra, che mi chiama ancora Ernestino, che è ancora viva, Ida,
quando ci incontriamo mi chiama ancora Ernestino, come quando io ero bambino, e su quei maledetti calamai dovevamo prendere pian piano l'inchiostro e certe volte venivano fuori dei quaderni sporcati. E ricordo che lei, quando in prima elementare ho sporcato il quaderno, mi è venuta vicino e mi ha dato una lezione di vita. Dice: Ernesto, perché piangi? Questo foglio si è imbrattato, lo hai rotto con la gomma? Gira. Nella vita c'è sempre un foglio bianco su cui puoi costruire, sono cose che tu non dimentichi più. O lei che fece la prima libreria scolastica con i Mondadori, la Scala, e ci insegnò che i libri sono una scala, più ne leggi, più mangi e più davvero ti si apre il cuore, non per fare gli accademici. Io non sono un accademico, io sono un entusiasta, se volete, sono uno che ama abitare nello studio. Mi piace questo verbo, no? Il verbo oikeo, oikia, che significa anche relazione, ma anche il verbo meno in greco indica proprio lo stare, ma uno stare dinamico. E quindi è interessante tutto questo. E ho scoperto, facendo questi studi, ad esempio, quanto sia importante la figura femminile nel mondo delle scritture, quanto sia importante, ad esempio, vivere una relazione che è sempre nuziale. Nello studio è come in un rapporto nuziale: se non c'è complicità, se non c'è l'uno verso l'altro, la sapienza ti viene incontro. E quando io cercai la sapienza e mi alzai di mattino molto presto, prima dell'alba e prima dell'aurora, andai davanti alla porta di casa e la trovai seduta che mi aspettava. Un'immagine poetica molto bella per dire che è già lei che cerca te. Essere cercati, essere amati è molto più importante che amare. Amare è un atto che può essere soltanto da una parte, ma essere amati significa lasciare che l'altro ti invada. Anche lo studio, la cultura, la politica, l'economia, le nostre relazioni devono vederci col cuore aperto, non col cuore chiuso. Salomone, quando chiede, l'uomo più saggio del mondo, quando chiede a Dio il dono, dice: che mi vuoi chiedere, Salomone? E lui dice: io vorrei non il potere. Lui amava le Ferrari dell'epoca, i cavalli, ne aveva stalle bellissime, e poi amava le donne, aveva 700 mogli e 300 concubine, poi l'hanno portata alla dissoluzione. Però lui chiese davanti a Dio un dono, un lev shomea, dice il testo ebraico. In italiano lo traducono un cuore docile, in realtà è un cuore che ascolta, perché nel mondo semitico, come sai, l'ascolto è fondamentale. L'ascolto è intelligenza, ragione, emozione, volontà, è cardia, è cuore, è lev, dice la cultura semitica. Per cui è interessante anche la stessa preghiera, no? Non è ripetizione di qualcosa, ma è trasformazione. Se la relazione non ti trasforma, non è vera, diventa di dominio o troppo attiva o troppo passiva. La preghiera è relazione, la cultura è relazione, la politica è relazione. Ma c'è un'immagine molto bella che vorrei darvi, il Salmo 131, i salmi che erano un manuale di pellegrinaggio dal 120 al 131, c'era questo, si diceva una memoria, perché gli uomini di quel tempo ancora oggi dicono a memoria, perché la memoria è più di una lettura. Dire a memoria una poesia, io recitavo a memoria le poesie, quelle che una volta scrivevo io. E questo Salmo 131, un salmo di appena 3 versetti, sembra quasi Quasimodo o sembra i nostri poeti migliori del Novecento, no? In tre versetti, quindi pochissime parole, lui dice: ma il mio cuore non si inorgoglisce, non ha pretese, i miei occhi non mirano in alto, un'espressione, un'immagine per dire non si inorgoglisce, noi diremmo alteri, però vedete le immagini del mondo orientale, non mirano in alto. Non sono andato in cerca di cose grandi, i miei passi non vanno in cerca di cose grandi e meraviglie che mi soverchiano, anzi ho calmato l'anima mia come bimbo svezzato sulla madre. Voi lo conoscete questo salmo, perché in italiano viene detto come bimbo in braccio a sua madre in genere, no? In realtà no. Il testo parla di Gamul, ecco allora la filologia come ti aiuta. Gamul è il bambino svezzato, aveva almeno 2 anni, perché lo allattavano per 2 anni. Poi la mamma, non essendoci gli asili nido, mancano un po' ancora oggi, però
non c'erano a quell'epoca, non c'erano proprio. La mamma, come ancora oggi vediamo nella cultura araba, nella cultura medio orientale, la mamma portava il bambino o la bambina sulle spalle con le fasce, per cui qualunque cosa facesse la mamma, cucina, lavora, il bambino è sicuro. L'immagine più bella della preghiera è vista in questo salmo. Noi siamo aggrappati a Dio, ma mi piace anche vederlo in modo laico. Siamo aggrappati ai giganti che ci hanno preceduti. Pensate ai filosofi, ai politici, agli scienziati, a questa cultura che ha millenni. Pensate, ancora oggi noi usiamo il cemento e abbiamo dimenticato la scienza delle costruzioni. Vengo dalla fisica, il cemento amplifica la velocità cinetica dell'acqua. I nostri padri facevano le cunette con le pietre sbozzate, perché l'attrito frena la velocità. E invece, vedete, noi abbiamo dimenticato tutto. Costruiamo le chiese in tutto cemento. Pensate a Eboli, le chiese di cemento, sono di un freddo d'inverno e di un caldo d'estate. Andate in una chiesa romanica, andate su dai nostri cappuccini in quella bellissima chiesa del Novecento. Ho pensato alla chiesa dove io ho predicato per alcuni anni, bellissima, quando tu entri lì, il romanico, il chiaro scuro, l'ombra, non il gotico che ti svette e ti perdi, ma quell'ambiente dove davvero puoi costruire la tua relazione. Ma c'è anche un'altra immagine che è molto bella, che vorrei ricordare stasera, tanto per raccontarvi quello che è la bellezza di un salmo che, pensate, ha più di 2000 anni, un salmo molto bello che ricorda chi è veramente l'uomo di fede, di cultura, di valore. È un uomo, dice il salmo, beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori, non siede in compagnia dei beffardi. Comincia al negativo. Ma attenzione, perché questa parola non la usiamo, beato, in greco è makarios, ma in ebraico c'è una parola che è molto forte, viene dal verbo ashar, ashri, ed è molto forte quando si dice ashri, che non è beato, uno pensa, come sono contento, felice. Certe volte pure i cristiani, se non studiano, non capiscono le cose, diventano devozionisti. I devozionisti di qualunque religione e fede sono sempre pericolosi, anche nella politica. Io amo le persone critiche, perché quando punti un dito, tre sono contro di te, quindi è meglio lavorare su di te, non lavorare sugli altri, sì, su te stesso. Beato significa in realtà attraversa. Gesù non ci ha detto sii felice, come se fosse facile poi costruire la felicità, ma attraversa la vita, attraversala, cioè gustala, momenti belli, momenti bui, è inevitabile. La vita non è una rosa senza le spine, ma senza stare nel consiglio degli empi, senza stare nella via dei peccatori e nemmeno in compagnia dei beffardi. Che cosa vuole dire qui il Salmo? Davvero molto bello. Chi sono questi Reshaim? Li chiama così, non so in arabo come li chiami tu, ma qualche volta quando ci vediamo con Maria Luisa facciamo le equivalenze tra l'ebraico e l'arabo. Chi sono i Reshaim? Io li traduco spesso in italiano perché tradurre è difficile. Imprenditori di se stessi. Avete mai trovato gli imprenditori di se stessi? Hanno un genere letterario che comincia io, parlano sempre con io. E io spesso a questi Reshaim dico, guardate che noi non siamo inglesi. In inglese, la dottoressa Di Penna è specializzata in inglese, dice bisogna mettere sempre il soggetto. Che bello, in italiano non c'è bisogno, soggetto sottinteso. E San Francesco, di cui siamo un po' figli, no, padre Carmelo, non usa mai io e mai mio. Di mio lasciamo solo il formaggino, facciamo un po' di pubblicità. Quindi quando una persona dice io, quello è un autoreferenziale, quello è uno che mette se stesso, quello che parla ma non agli altri, ma a se stesso, si deve ascoltare. Non è un uomo di cultura, non è una donna di cultura. E quindi bisogna stare attenti, perché la via che noi dobbiamo fare è non attenzione a queste persone, alle autoreferenzialità, ma sono quelli che meditano notte e giorno, studiano. E qui nel testo ebraico c'è un verbo che poi io faccio sempre così, no? Cerco, soprattutto ai miei studenti, li traduco. Qui c'è la dottoressa Bonanni che è stata la collaboratrice per quasi più di 2 lustri delle mie bozze di questi volumi, quindi le schede, eccetera.
Quando io traducevo a loro, traducevo in napoletano qualche volta, no? Pensate ad esempio a una povera persona, voi dite rampognare. Sì, qualcuno lo capisce, certamente voi lo capite, forse siete persone di cultura medio-alta, ma una poverina, rampognare, dice, maestro, come menarca. Un papà mi disse che non sapeva se la figlia avesse avuto il menarca o avuto il morbillo, gli orecchioni, ma non sapeva la parola menos, al che l'inizio del mese. Sapete, è importante se tolto conoscere le parole. Ebbene, è interessante perché il testo in realtà dice, in ebraico dice Haggah. E io ricordo mio papà quando raccoglieva i chicchi di grano, no? Perché erano duro il mais, si usava il moggio, cioè un grande boccale di legno, poi si faceva questo movimento. Perché si faceva questo movimento? Perché i chicchi scendessero, quindi il vuoto andasse via. Ebbene, studiare, pregare è Haggah, cioè fare spazio dentro di noi. È come mettere mano nel proprio sgabuzzino e cominciare a mettere ordine, no? Se le metti alla rinfusa c'è molto vuoto, ma se fai con la valigia, ricordo mio zio Enzo che mi spiegava come si fa la valigia, come si piega il pigiama, che cosa mettere sotto, che cosa mettere sopra. Nella vita ci vuole ordine. La matematica che ci insegna che 100 mattoni messi a terra non sono niente, ma se li metti in ordine l'insieme è maggiore della somma delle singole parti. Un po' di matematica anche nella vita può servire tanto. La vita è tutta matematica, è tutta fisica. E qui c'è questo verbo molto bello. Quindi vedete come tante volte dalla filologia alla semantica si va avanti e si possono costruire, si può capire davvero che cosa vuol dire. Oppure penso, e qui vado veloce a qualche altro testo da citarvi, ho tanti appunti davanti ma io racconto, state tranquilli. Ad esempio pensavo al Nuovo Testamento, a un testo bellissimo, ma io non ve lo voglio leggere in italiano, in greco è molto bello, io preferirei che lo leggesse stasera Angela, per me. È un testo che nella lingua napoletana traduce molto meglio che il testo italiano, ma forse sarà meglio ascoltarlo. Ce lo leggi un attimo, Angela? È il testo del capitolo 4 di Marco, i versetti 35-41. Non sto dando i numeri, per le scritture non credete che io sia un afronos, un pazzo. Si dicono così perché così uno può rintracciare il testo. Sentite la bellezza di questo testo, poi letto da Angela che ha un grande dono, ha una voce meravigliosa, una persona che io conosco da una vita, poi con quel rosso dei capelli che dona tanto, fa da contorno, con molta nonchalance fa da contorno a quella sua voce. Ascoltiamo questo testo un attimino in napoletano. Non si sente, aspetta, non si sente bene. Aspetta, non si sente bene. Alzate la voce d'Angelo. Ecco qua, benissimo. Anche lo stesso giorno, scurata notte, ricette, passammo all'altra parte, e chi le mannata re da gente. Vengo di là? Sì. Grazie, Angelo. Così ti vedono pure un attimino. Ti vede anche la telecamera, altrimenti il nostro Giovanni non ti vede. Ecco, qui all'ambone puoi leggere, grazie Don Cosimo. È un testo che va accolto, quindi ascoltiamolo. Anche lo stesso giorno, scurata notte, ricette, passammo all'altra parte, e chi le mannata re da gente, obbediranno sì come si trova in davanti, e quell'amente la riparta davanti a essi. Andra santa si scatena a prima e via, e l'uomo s'andrà a faccia fatta, cacciati degli acqua. Visto l'ultima uomo la cucina fatta la bocca, perché si scena e le fanno, poi ma, non dove vuoi a domenica? Visto scetata, allungare in capolite, e ricette un faccio male. State zitti, acquietate. O vinti s'attaccare, e vedete tanta grandezza. Poi salutare. Perché va paurato? Avete ancora un anno? Achille si vedeva una grossa immensa e si diceva l'uno più l'altro. Ma chi è questo? Caputo viene umano, stanno a coerenza. È il napoletano, la nostra lingua, brava, grazie.
Nello stesso giorno in cui Gesù fa catechesi, scurata la notte, quindi quando viene sera, Gesù li fa passare, passammo all'altra parte. Gesù gli fa fare continuamente un andare avanti e indietro, un po' come Francesco, no, padre Carmelo? Quando gli diceva ma questa è la tua capanna, prendeva tutto e andava da un'altra parte, perché noi non dobbiamo fare come quelle vecchie Citroen, vi ricordate? Che erano un salotto, mio zio l'aveva e quando me la prestava mi sentivo in un salotto galleggiante, no? Quando poi si fermavano quelle Citroen, c'erano i freni idraulici e che vuoi sollevare più? Noi siamo sedentari, pure la nostra gente quando viene in chiesa si mette sempre allo stesso posto. Io non so le vostre esperienze, noi abbiamo l'abitudine a pensare che sia il nostro posto. Siamo, come dire, è difficile cambiare. Gesù li abitua. E la cosa bella qual è? Notate questo napoletano antico, anandrasatta, all'improvviso, no? Si scatena una tropea. Ma quanti termini greci che usavamo? Stasera diceva una signora, signore giurita la porta, c'è sta una zonzolina di vento. Cioè, quello ha capito subito, no? Se no che gli avrei detto il refolo, ma il refolo è un'altra cosa. Il refolo è un vento dolcissimo. Vedete che bella la nostra lingua e le lingue anche del dialetto. E notate che quando in napoletano si vuole dare importanza a una persona, isso, è autorevole, no? È il maestro, il didascalos, no? Lui che cosa fa? Si mette a dormire dalla parte della poppa su un epikefalaion, il cuscino, dice il testo greco, no? E lo vanno lo vanno a svegliare. E pensate, lui disteso, il verbo egeire in greco indica proprio l'alzarsi, stagliarsi in piedi, e Pietro gli ha detto, ma non te fraculea, caccamorim, ma non te ne avete capito già, no? Non te fraculea, ma che bello, quando a pigliare. Is sciotates all'uccaia. È un esorcismo, cioè è l'autorità, l'exusia che ha sul vento e sul mare, perché loro hanno preso paura. State zitta, acquietate, ha letto la nostra angela, no? E venette tanta carmezza quando dopo una tempesta, no? Leopardi, acquieta dopo la tempesta, che bello. E Achille si pigliava una grossa dimenza, ma chi è chi costui? Perché ancora non avete fede? Perché siete ancora così deiloi, dice il testo greco, codardi. Ma attenzione, qui fede, lo voglio dire in modo molto laico, è relazione. E la relazione, la fede e fiducia, pensate, noi usiamo la parola fidanzati, ma non si usa più compagno, compagna, non si capisce, non si dice manco. Una volta fidanzati ha dentro la radice della fiducia, cioè io ho fiducia in te, tu hai fiducia in me. Ci si scambiava l'anello. Una volta si faceva i sacrifici per comprare, forse l'aveva fatta anche Mario, Tonino sicuramente perché so tutte le avventure di Tonino, no? Ma perché siamo cresciuti, e si facevano i risparmi per comprare alla via del municipio c'era una gioielleria, i gioiellini 1 AR, vi ricordate? Più di ieri e meno di domani, ma ci costava un sacco di soldi per cui dovevamo fare risparmi per regalarli alla nostra amorosa. Ecco, vedete che bello. Come l'altro testo interessante, mi avvio alla fine, è toccare. Un episodio che voi conoscete bene è quella donna emorroissa, un altro termine difficile, la gente non sa manco che significa. È una persona che perde sangue. Voi che siete donne lo potete capire. Avere continue mestruazioni per 12 anni in un paese dove il caldo è eccessivo, e pensate che in quel tempo non c'era nemmeno i linee salivive, per cui immaginate sta disgraziata. Per le leggi cultuali è un'impura, non può stare col marito, non può stare in luogo pubblico, non può far nulla, è una morte che vive. Che cosa fa questa donna? Vuole toccare Gesù. In greco c'è il verbo aptomai, dammi il dito. Aptomai significa toccare, ma anche baciare e anche abbracciare. Questa donna vuole toccare Gesù. Questo verbo che abbiamo lasciato a un linguaggio cattivo, no? Non mi toccare, sta fermo. Toccare invece è entrare in relazione. Lei lo tocca e quando lo tocca, voi donne lo capite, sente che il flusso, il suo flagello, mastigos si dice in greco, si è seccato, si è fermato. E Gesù sente una dunamis. Vedete l'intelligenza emotiva, cioè quelle due persone, Gesù e questa donna, in quel momento hanno condiviso. E quindi pensate quanto sia importante presentare così il testo biblico.
Ma vorrei un'ultima cosa, proprio in 2 minuti, perché anche la presenza del sindaco, del vice sindaco, delle consigliere che io vedo anche Marianna qui, vorrei invece dirvi qualcosa, un'ultima cosa, su quello che è in realtà per noi cristiani qual è il risvolto del Natale. Io vorrei proprio darvi la bellezza in pochi concetti, perché essendo molto laico io non amo come dire, il devozionismo. Allora vorrei darvi qualcosa di importante sul Natale. Che cos'è il Natale? Il Natale, a Natale la Chiesa celebra, la comunità cristiana celebra l'evento politico per definizione. Certo non ve l'hanno mai detto queste cose, credo, no? Il Natale è la celebrazione dell'evento politico per definizione. Perché? Perché Cristo ci aiuta a passare dalla volontà di morte alla morte per amore. Dalla volontà di morte, che è potere, dominio, sopraffazione. Che bello che finalmente Zaki sia uscito da quelle prigioni di un regime dittatoriale. Che peccato che Regeni sia stato ucciso così. Pensate quanta gente nelle carceri, quelle turche, quelle egiziane, chissà quante carceri, quelle libiche, no? E invece a Natale noi vogliamo far morire la volontà di morte, perché ci sia la morte per amore. La morte per amore significa amare l'altro, no? La politica è anche l'arte di morire per l'altro. Stare al governo non porta mai benefici, perché chi governa non ha mai il battimano. Questo sia chiaro, governa a tutti i livelli, perché siamo sempre incontentabili, perché vediamo sempre gli altri, non vediamo la celebrazione invece dell'amore che porta alla morte. C'è quest'odio vicendevole, l'esercizio del potere, e invece noi siamo per la politica della bellezza. Il Natale è politica della bellezza, che svuota il potere di quell'efficacia negativa, distruttiva, corrosiva. Pensate, il Figlio di Dio si immerge nel budello della storia, l'onnipotente che si fa debole, il divino che si fa mortale, il Figlio di Dio che si fa completamente sarx, Kaio Logos, sarx egeneto, dice in 1,14 Giovanni, cioè il Logos, quella parola eterna di Dio diventa fragilità. Noi cristiani esaltiamo la fragilità, non siamo Reshaim, siamo povera gente che sa di essere povera e sa che se ci si aiuta l'uno con l'altro noi potremmo essere una comunità migliore. Ricordatevi che noi siamo prima noi, stampatello, comunità, poi siamo quell'io personale. Questo è, direi anche a livello politico, il mio è un appello a questi amici, fatelo passare questo discorso, la comunità viene prima dalla persona e noi non possiamo pensare ai fatti nostri. Sì, mettiamo i cartelli, prendi il mio posto, prendi il mio handicap, voi lo sapete che si parcheggia in terza fila, si va controsenso, si passa con rosso, figuratevi. Recuperare una cultura della bellezza, dove davvero, anche per noi che crediamo, Natale sia veramente il momento in cui c'è la bellezza di un martirio, che non è quello solo del sangue, attenzione, la martiria è testimonianza di vita, essere dei bravi cittadini. L'altro giorno, mentre uscivo, io abito giù a San Giovanni, ho visto la camionetta dei carabinieri che vengono a prendere sempre lì e ho detto, mi fate la gentilezza, il nuovo codice stradale dice che se uno lascia la macchina, il camion continuamente acceso, c'è una multa di oltre 460 euro, molta gente non lo sa. Tu inquini, perché la lasci accesa? Si possa dire che la batteria scarica, valla a cambiare, perché tu inquini gli altri. Tra l'altro, mettendoli in un luogo pubblico, tu devi rispettare il diritto degli altri. Vedete, queste cose sono nella nostra città, dovunque, all'ordine del giorno, il rispetto, fare qualcosa per l'altro, la bellezza della vita. La vita è bella, buona e deve essere soprattutto utile per gli altri. Questa è per noi una operosità della vita cristiana, per cui veramente io vi esorto in tutti i modi, in modo laico, in modo di fede, come volete, impariamo l'arte del far bene le cose. Ecco, Natale è l'arte di far bene le cose. Guardiamoci dalle questioni sciocche, dalle genealogie, dalla vanità operosa, fannullona. Nei miei testi io spesso veramente voglio far capire queste aberrazioni, partendo dalla filologia, dalla semantica, dalla traduzione dei testi, perché tradurre è certamente
un modo molto bello. Domenica scorsa la parola di Dio fu rivolta a Giovanni, no, la parola cadde addosso. Quando ti cade addosso significa che ti investe, è qualcosa di importante. Pensate di tradurre in arabo il verso di Edoardo, usate mie sotto usate tuoi, non lo so, pure in inglese, come fate? Certe frasi sono intraducibili, perché sono di una simbologia, di una pregnanza incredibile, per cui davvero noi dobbiamo imparare a provvedere gli uni gli altri. Io ringrazio le case editrici, ringrazio chi mi ha finanziato, ringrazio chi ha avuto fiducia in me, i miei studenti. Io vivo per i miei studenti, io avrei lasciato tante volte l'insegnamento se fosse stato per le autorità, ma per gli studenti sono sempre stato motivato. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato. Vi dicevo prima di Francesca che ha avuto la pazienza di mettere a posto, pensate, sono 3.000 dispare pagine, erano scritte tutte a file separati, quindi correggi. Sapete, mettere insieme, correggere, guardare a volte anche gli errori più banali, i testi, le citazioni. E poi anche io ci tengo molto alla bellezza formale. Ad esempio ho chiesto alla Vaticana, proprio l'ho un po' imposta, della sovracopertina, perché sapete è come un bel paltò, no? Uno mette un bel maglione sotto, ma poi c'ha un paltò tipo come si chiamava quel famoso commissario, sempre con l'impermeabile tutto strucito, insomma, Colombo, no? Intelligentissimo, l'impermeabile che faceva schifo proprio, no? Per cui anche una sovracopertina, anche la bellezza grafica. Pensate, io da 40 anni la grafica me la curo personalmente. Pensate che questo libro ha 990 note, quindi è un secondo libro, perché io scrivo sempre così. Un libro sopra per il lettore più pigro, un libro sotto con tutte le note filologiche, con testi in lingua, per chi vuole curare, no? Oppure pensate, qui abbiamo avuto addirittura da un privato la possibilità di mettere una copertina che è un codice dell'VIII secolo sui Vangeli, molto bello. Abbiamo avuto il privilegio di poterlo pubblicare giocando sui colori, poi lo spieghiamo, e poi anche la bellezza di lasciare il bianco. Guardate che è un fatto ottico. Un libro scritto senza il margine non si fa leggere. Una persona che è arrabbiata, che è chiusa, una persona ansiosa, che sta sempre lì, ti mette un'ansia vi capita pure a voi, no? Proprio sulla bocca dello stomaco. Anche la bellezza di un libro, la carta d'avorio, il carattere. Abbiamo scelto un carattere che anche gli ultrasessantenni, quindi pure io e qualcuno possiamo leggere, che è un Minion, non è un Times New Roman. Stare attenti a queste cose. E alla fine mi sono anche divertito perché, essendo uno studioso ancora oggi che mi piace la matematica e la fisica, alla fine io, per fare in modo che il lettore non sia pigro, gli metto anche delle piccole tavole riassuntive con i testi, in modo che possano poi, come dire, guardare in sintesi prima l'analisi, poi la sintesi anche di tutti i testi. Io chiudo nel ringraziarvi soprattutto dell'ascolto e nel ricordarvi quello che diceva Maria Luisa, che cosa io ho ricevuto da questi 40 anni del mio studio. Io sono contento, è la prima volta che nella mia città io presento le mie opere, non l'ho mai fatto, un po' perché sono schivo, un po' perché dopo che ho scritto penso già al prossimo e quindi già penso al prossimo studio, un po' perché non mi piace stare al centro della scena. Io sono una persona molto operativa, quindi non mi piace stare sul palcoscenico, né mi sento stasera così, ma vorrei ricordarvi quello che ho imparato in questi 40 anni, che l'umanità non è mai un punto di partenza ma di arrivo. Io sento che la fede, la politica, l'interesse per gli altri, la cittadinanza, la legalità ci fanno diventare più umani. E in un mondo dove non c'è solo il Covid, guardate, c'è anche la pandemia della scemenza, della superficialità, della mediocrità, delle persone che pensano solo a se stessi, dei reshaim. Io credo che abbiamo bisogno, è un appello anche alla nostra amministrazione, al rettore, a ognuno di noi. Impegniamoci per lasciare ai ragazzi che vengano dopo di noi un mondo migliore, perché questa è veramente la politica più alta e anche la fede più feconda. Grazie dell'ascolto.
deve fare il canto. Allora, concludiamo questa bellissima serata. Siamo molto orgogliosi come città, vero Sindaco, di aver accolto per la prima volta dopo tanti anni una lezione di Padre Ernesto. E anche l'amministrazione che ha dato la Certo, ringraziamo. sto salutando. Io ero famoso per i comizi, mi facevano sempre fare i comizi sui bagni per convincere ad aggiustarli, ero proprio bravissimo. Quando era comunista. Sì, perché tu sei del 60, di che anno sei Mario? 61, quindi abbiamo 4 anni di differenza, Certo, avevamo un po' quando i caporioni, quando voi faceva- entravate noi stavamo già... Quando lui faceva il Bravissimo, bravissimo, un grande cultore di letteratura italiana, oltre che Italo Gallo abbiamo avuto, Oltre che- no, noi papirologo, avevamo molto Francesco bravo. Franco. A 18 Sì, anni. ma sai, stasera mi hai fatto venire in mente in 30 secondi un episodio, caro Sindaco, mi hai fatto venire in mente Franco, il nostro professore di religione era il compianto Don Fernando, che ci manca perché è stata una persona veramente di grande accoglienza. Don Fernando era l'unico prete e frate che ci teneva a testa. E una mattina esasperato è andato dal preside a dire: ma Ernesto, Gerardo, sti comuni, ma preside, ma voi dovete fare qualcosa. Don Fernando, disse Ciccio, disse Ciccio. Ciccio, disse, ma non ti preoccupare, Don Fernando, tanto fra qualche anno i preti non ci saranno più. E Don Fernando se ne uscì con la coda tra le gambe, ma resisteva. Quindi erano momenti di grande... O pensa al professore Melino che è morto da pochi giorni fa, con la biblioteca, no? Lui ci dava la cultura. Stare in biblioteca, ti ricordi? Vedere tutti quei libri. C'era anche il manuale della guerriglia di Ernesto Che Guevara, e quindi spesso... Di alto livello, sì, sì. Come la mano di Dio può cambiare le cose, potremmo dire, vero? Veramente come la mano di Dio può cambiare le cose. E allora noi chiudiamo questa bellissima veramente serata, ringraziamo Padre Ernesto perché ascoltarlo è sempre un grande arricchimento, ringraziamo tutti voi che siete qui, abbiamo parlato di preghiera come relazione, abbiamo parlato dello spirito anche laico del Natale, della preghiera e del fatto che il Natale sia una relazione. Chiudiamo con un canto sempre, Di un dottore della Chiesa? Sì, sempre a cura di Angela Clemente e Vittorio Scarpa, che ringraziamo ancora perché sono stati bravissimi e ci hanno dato una nota musicale molto bella. Chiudono con Quando nascette Ninno, che è il canto natalizio scritto da dottore della Chiesa, dal padre della teologia, che è Padre Sant'Alfonso Maria de' Liguori, dove appunto c'è questo spirito politico del Natale. Il Natale è relazione, il Natale è soprattutto relazione verso le persone che hanno più bisogno. Io vi ringrazio davvero tanto e sono stata emozionatissima di presentare una persona come Ernesto. Grazie. Se vedete, o leopard pazzo
Grazie. Grazie a tutti. Enzo, grazie.